Mentre il centro storico cade a pezzi, il giorno prima di San Gerlando invece la Curia investe in questo territorio e inaugura i suoi nuovi locali qui in centro storico. Dato che qua è centro storico, quindi non tutto il centro storico cade a pezzi, no? E questi sono piccoli segni di speranza e quindi un invito anche ad attenzionare questa parte della città. Ne vale la pena. Qua abbiamo ristrutturato un'opera che ha il suo valore, è storico, anche architettonico, e sarà bello se un po' alla volta anche altre parti di questo centro storico risorgeranno, perché significherà la risurrezione di Agrigento. Don Giuseppe Pontillo aveva affidato la città e il centro storico a San Gerlando, no? Domani appunto San Gerlando, quale sarà il suo messaggio pontificale? Imitare San Gerlando che si è messo per strada, e quindi come Chiesa non dobbiamo star chiusi dentro, ma dobbiamo senz'altro calpestare le vie di questo territorio. Lei ha fatto una promessa, ha detto fino a che ci sarò io non verranno inaugurati nuovi locali, restate al centro storico. No, perché già abbiamo inaugurato 2 anni fa, per motivi contingenti abbiamo dovuto dare questo, ma credo che questo sia il tocco definitivo, perché era anche un po' malandato, l'abbiamo rimesso in sesto e ora approfitteremo di questo. Non è un ufficio ma è fatto di persone. Sì, sì, qua in questi luoghi si incontrano le persone, si progetta insieme e si guarda avanti. Ecco perché è differente da altre strutture istituzionali dove bisogna compilare moduli, qua bisogna generare vita.